ha avuto un problema fisico, tra virgolette fisiologico, nella precedente discesa e sono un po' riottosi. Ecco, lì sta il Cavaliere usare il bastone e la carota in senso metaforico per cercare di calmarli, di riportarli nella giusta simbiosi per poter correre in maniera articolata. Questa è la pariglia importante tra Chicco Mozzo e il figlio Giovanni, sono papà e figlio che da alcuni anni corrono assieme questa gara. Chicco Mozzo ha 48 anni e Giovanni Mozzo 17. Si sono disuniti, mentre la prima occasione sono stati molto più precisi. Sono riusciti a ricomporsi, vediamo poi il tentativo se ci sarà di colpire le galline, ma mi pare che non ci sia alcun cenno di questo tipo. Non hanno neanche il bastone di olivastro per... Dicevo, la difficoltà sta, come ho detto prima, nella velocità e nel tipo di percorso. È anche per questo che si dice che Sagarra Nannanti è uno spettacolo per intenditori e per appassionati di sport equestri che sanno cogliere le finezze, lo scatto, l'andatura del cavallo, l'assetto, la compostezza, la mano del cavaliere che riesce a correggere. Ecco, è uno spettacolo di folla, ma anche uno spettacolo per intenditori. Ha battuta anche questa gallina in questo caso. Ecco, questa è una corsa, forse non l'abbiamo evidenziato, ma probabilmente si è capito dalla forte sottolineatura che abbiamo fatto nell'indicare questa corsa legata alla tradizione di Sant'Lussurgiu. Questa è corsa che viene effettuata da cavalieri del posto di Sant'Lussurgiu, un po' come a Sedilo corrono i cavalieri appunto di Sedilo per l'Ardia, e il fatto che abbiamo visto prima correre padre e figlio significa che c'è proprio anche una passione familiare per esibizioni tra virgolette di questo tipo. È una forte passione familiare e ripeto, ci raccontavano prima alcune persone che abbiamo conosciuto sul percorso che anche persone che non frequentano il mondo della campagna, che non hanno necessità, insomma, che non traggono sostentamento o non usano il cavallo per il proprio lavoro, hanno la passione, l'hobby fortemente legato a un retroterra che è quello di una vita legata alle tradizioni, che lo portano avanti. Questa è la pariglia tra Antonio Pinna, sì, li abbiamo riconosciuti qua sotto, Antonio Pinna e Paolo Pizzolu, entrambi 21enni, vediamo un pochettino come anche loro puntano più che altro all'eleganza, più che alla... Certo, la regia sollecita la linea per la pubblicità, avremo modo di proporla subito dopo questa discesa di questi indiani, chissà di quale tribù attendono il via, perché il percorso deve essere ovviamente libero, sgombro da altri cavalieri e soprattutto dalla folla che deve tenersi ben vicina alle pareti, alle mura. Malika e Spanu, il duo Malika e Spanu, vediamo, sono divisi all'altezza della prima piegata.